Per la città di Vittorio Veneto è sicuramente un grande onore perché gli alpini incarnano i valori che sono propri anche della città e che gli alpini abbiano scelto di commemorare il centenario della vittoria con il loro raduno triveneto, quello del terzo raggruppamento, sicuramente è una gioia per tutta la città che si sta preparando in bandierata, sono fuori 500 bandiere, 500 tricolori per accoglierli e anche privati e i negozianti hanno addobbato le proprie case e i propri negozi anche con foto della Grande Guerra per prepararsi al meglio per ricevere le decine di migliaia di alpini che festeggeranno con noi durante il loro raduno. Beh, direi che siamo messi bene dopo un lavoro lungo, durato ben 18 mesi di preparazione. Ora stiamo curando i particolari, che poi tanto particolari non sono perché sono, come dire, la messa nell'insieme del progetto, del palinsesto e insomma io mi sento abbastanza tranquillo adesso, nonostante tutte le difficoltà incontrate nel percorso. È un raduno del terzo raggruppamento, cioè del Triveneto, allargato anche a tante altre sezioni d'Italia, del mondo, con delegazioni estere. Dipenderà anche dalle condizioni atmosferiche, però mi pare che le proiezioni siano buone. Sicuramente decine di migliaia di alpini per la sfilata, ma anche tanti accompagnatori familiari, amici e anche visitatori, turisti che vogliono far collimare la presenza a un grande evento di storia e di memoria con magari la visita di luoghi storici su cui si è concluso il grande primo conflitto mondiale. L'augurio è quello di riuscire, quello che faccio a me stesso ma faccio a tutti, di riuscire a dare la ospitalità che ci siamo proposti di offrire a quanti verranno in questa città che, voglio dire, ha dato un nome alla storia, e anche quello, come dire, di poter realizzare tutti gli eventi che abbiamo messo in programma, e sono tanti. Io come dire, a volte dico che per tanti sarà quasi una sorta di pellegrinaggio venire a Vittorio Veneto nell'anno del centenario, e anche l'augurio di arrecare meno disturbo possibile alla cittadinanza.